Padova per qualche giorno diventa la capitale della musica classica indiana con una rassegna e anche la partecipazione, unica tappa italiana, di Sunanda Sharma, che è proprio una molto famosa cantante indiana di canto classico. Sì, esattamente. Sunanda Sharma è specializzata nel canto classico, cioè una forma colta di musica che è nata nelle corti e in epoca Mughal e attualmente appunto viene fatta nei festival, nei grandi palchi, però è specializzata anche nella cosiddetta musica semiclassica, cioè una musica che ha i canoni classici ma che prende ispirazione dal repertorio rurale, folk, anche un po' più divertente, ecco, se vogliamo. Quindi la parte popolare. Sì, è anche romantica, questo aspetto particolare anche di espressività. E che cosa ci può raccontare della musica indiana classica? Perché non è così facile ascoltarla. E in realtà è una musica che non si può anche non capire, nel senso che è fatta per influire sull'animo, quindi per esempio si adatta all'ora del giorno, alla stagione, quindi anche se uno ascolta senza preconcetti, dovrebbe influire in ogni caso, almeno rilassare se vogliamo. Però chiaramente chi la conosce sa che ci sono delle regole, c'è molta improvvisazione, in particolare questa musica che è del nord dell'India che si chiama Hindustani. Lei è molto esperta di questa materia perché le insegna appunto al Conservatorio di Vicenza. C'è quindi una base qui in Veneto di persone che amano questa musica, la studiano, la approfondiscono. Non so se, cioè, è stato un po' un caso, è nato un po' da Venezia questo legame, dalla Fondazione Cini in particolare, dove ho iniziato anch'io tra l'altro, e da lì poi è nato un po' tutto, anche Vicenza ha un po' preso, diciamo da lì. Sunanda Sharma è stata la sua maestra. La mia maestra ancora, perché nella musica indiana non si smette mai di studiare, è uno stile di vita che si apprende, questo rapporto si costruisce nel tempo e può andare avanti anche tutta la vita. E cosa si impara? Che